o sinistra è cavere, do fierre. A 16 la verità è venuto a salutarci. Il Giaguaro, Chi sei? un ragazzo umile, sensibile e un grande lavoratore. Descriviti in 3 parole. Umile, una brava persona, sempre disponibile con tutti. Se non questo, cosa avresti fatto nella vita? Mi sarebbe piaciuto fare il marinaio. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è volevo giocare con Kakà perché solo con lui potevo fare ancora più gol. Collaborazione dei tuoi sogni. Ecco, va già riuscito giù. Giocare nel Boca insieme a Maradona. Rapporto con i social. Rapporto buono, mi hanno dato tante soddisfazioni, mi continuano a dare tante soddisfazioni. O con voi che state qua, più di questo, è una bella cosa. Cos'è per te la musica? La musica è dialogo, la musica è unione, la musica è essere pace. Progetto di cui sei più fiero. Progetto che sono più fiero è portare avanti l'attività che ha creato mio padre. Artista che rimetteresti in vita. Sicuramente l'unico e solo, Pino Daniele. Cos'è Napoli per te? Napoli è mamma, Napoli è mamma, io Vesuvio è papà. Un errore che cancelleresti dal tuo percorso. Di non aver mai ascoltato i miei genitori, l'unico rammarico della mia vita. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Di Francesco Totti, Le barzellette. Consiglio che daresti a te di 20 anni fa. Come ho detto prima, ascoltare sempre i genitori e stare lontano da certe persone. Un consiglio ai giovani. Sarà sentire sempre a mamma e padre, perché chi non ascolta mamma e padre ti può andare un mondo ronzinato. Rapporto con Dio. Dio è fede, c'è Lui sempre dietro, è Lui, ci affida solo Signore. Se fossi il primo ministro, qual è la prima legge che attueresti? Penserei solamente ai giovani, crei qualcosa per i periferie di Napoli che stanno abbandonate, bar, punticelle, secondigliane. Che se facesse? Cambi pallone, cambi padel, cambi tennis. Consiglia 3 brani da ascoltare. 3 brani da ascoltare: Pino Daniele, I so pazzo, perché c'è tanta roba in quel brano. Maria Nazionale, Storio Piccinelli, grande artista, e qualsiasi pezzo di Gelier, perché noi scugnizzi di Napoli. Un grande saluto a 16 la verità, un grande in bocca al lupo e che Dio vi benedica sempre, sempre. O c'è una cosa semplice, o per e cavere.